16, dal primo verso fino al verso 13. Primo Samuele capitolo 16, dal primo verso fino al verso 13. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, chi può, vogliamo onorare la parola di Dio. Primo Samuele capitolo 16 dal primo verso fino al verso 13. Signore sia lodato. Il Signore disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saulo, mentre io l'ho rigettato, perché non regni più sopra Israele? Riempi d'olio il tuo corno e va. Ti manderò da Isai di Betlemme, perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Saulo lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio, io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me quello che ti dirò. Samuele dunque fece quello che il Signore gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro turbati e gli dissero: vieni in pace? Ed egli rispose: pace, vengo a offrire un sacrificio al Signore, purificatevi e venite con me al sacrificio. Fece anche purificare Isai e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab: certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Amen. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse: il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare Samma, ma Samuele disse: il Signore non si è scelto neppure questo. Isai fece passare così 7 dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse a Isai: il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isai: sono questi tutti i tuoi figli? Isai rispose: resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isai: mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isai dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bell'aspetto. Il Signore disse a Samuele: alzati, ungilo, perché è lui. Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vogliate accomodarvi. Il messaggio centrale di questa mattina è questo: Dio, il Signore, non bada ciò che colpisce lo sguardo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Se dovessimo dare un titolo alla meditazione, molti danno dei titoli alle meditazioni, è proprio questo, che il Signore guarda il cuore. Questa mattina il Signore guarda il nostro cuore, così come ci troviamo. Alleluia. Poi possiamo vedere anche un'altra cosa: Dio sceglie, Dio elegge, Dio rigetta, Dio scarta. Amen? Perché Lui è il giusto giudice. Era un periodo nel quale si era usciti da poco dal periodo dei giudici. Dopo Giosuè, l'ultimo leader del popolo, lui in grado di assicurare una guida certa al popolo, dopo la morte di Giosuè il popolo si trova sprovvisto di una guida, di una leadership, c'è confusione.
non c'è nessuno in grado di poter adempiere a questo ruolo, essere leader, ma più che leader da un punto di vista umano, leader da parte di Dio. Non c'era un uomo in grado di poter governare il popolo di Dio secondo le direttive di Dio. E per tanto tempo il popolo si trova smarrito, ma proprio nelle difficoltà più estreme, proprio quando sembrava tutto perso, Dio suscita alcuni giudici, esattamente 12 giudici che prendono in mano la situazione, guidati da Dio, e riescono a portare vittoria. Quindi alti e bassi. L'ultimo giudice è stato Samuele. A un certo punto il popolo si stanca di avere un giudice come punto di riferimento e chiede a Samuele un re. Vogliamo un re, come gli altri popoli, come le altre nazioni, vogliamo un re. Samuele li avverte: guardate, questa cosa non va bene, perché se volete un re dovete anche pagare dei tributi, se volete un re dovete far parte, i vostri figli faranno parte di un esercito, se volete un re dobbiamo stare attenti ad avere relazioni con le altre nazioni circonvicine, perché spesso entreremo in guerra. Se volete un re, sappiate che voi poi ve ne pentirete. Samuele: noi vogliamo un re. Samuele piange e il Signore gli risponde, dice: accontentati, anzi, vai nelle tribù di Beniamino, c'è un uomo, si chiama Saulo, ungilo come re. Ed è così che Saulo viene chiamato, viene scelto, viene unto da Samuele e diventa il primo re di Israele. Si dice nel mondo, sapete, un cavallo buono si vede a lungo percorrenza. Inizialmente sembrava veramente un uomo da Dio. Subito prende in mano la situazione, aveva i Filistei, il popolo di Israele, come nemici, le prime vittorie, riesce ad essere un leader, ringrazia Samuele, chiede consiglio a Samuele, chiede a Dio. Andava tutto bene. Poi passano gli anni e vede che quella posizione che occupa lo prende sempre di più fino a conquistarlo. Si allontana da Dio, l'ambizione, l'egoismo, la voglia di primeggiare, si allontana da Dio. Gloria al Signore. Allontanandosi da Dio compie degli errori. Dio dice una cosa per fare l'opposto. Poi evoca anche degli spiriti, cose che dispiacciono a Dio. Dio lo rigetta. Rimane il re di Israele, ma Dio lo rigetta. E il profeta Samuele si trova a piangere, fa cordoglio. Il Signore gli parla, dice: ma fino a quando farai cordoglio per Saulo, mentre io l'ho rigettato, perché non regni più sopra Israele? Bisogna andare avanti, sempre. Bisogna sempre guardare a Dio. Amen. Gli uomini sbagliano e ci deludono. Amen. Anche i leader che abbiamo davanti, i pastori, ci possono deludere, ma tu devi sempre andare avanti. Amen. E mai piangere, perché Dio ha sempre pronta l'alternativa. Alleluia. Dio ha sempre tutto sotto controllo. A volte vogliamo essere, io dico sempre, più buoni di Dio. Invece no, Dio è buono. Amen. Ed è giusto. Amen. Quando il Signore rigetta, vuol dire che così deve essere. Amen. Sto capendo
dopo alcuni anni di ministero. E a volte è inutile stare per anni dietro sempre alle stesse persone, perché mai cresceranno, perché non vogliono crescere. Ci sono tante anime che hanno bisogno di salvezza, sono anime fuori che hanno bisogno di salvezza, e spesso le nostre risorse, le nostre forze sono sempre ma se non si vuole essere salvati, si percorre la strada che si è deciso di percorrere. Noi non possiamo fermarci, dobbiamo continuare ad annunciare l'Evangelo della grazia, dobbiamo continuare a gettare le reti in mare e prendere una grande quantità di pesci, tutti diversi e di gran numero sicuramente, amen, ma tutto per l'avanzamento dell'opera del Signore. Amen. Gloria a Dio. Quindi una grande lezione che Samuele impara dal Signore è che bisogna andare avanti, bisogna fidarsi del Signore sempre. Il Signore cosa dice? Vai alla casa di Isai, io mi sono scelto uno che sarà re, io mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Gloria a Dio. Saul va a casa di Isai, Samuele va a casa di Isai, scusate, c'è una sfilata di figli, ben 7 figli, uno più bello dell'altro, uno più muscoloso dell'altro. Magari nella sua immaginazione Samuele stava bella la divisa, là, da re, bell'uomo, sì, è lui, guardava le apparenze. Passa il primo, un giovane di bell'aspetto, certo sarà lui l'unto del Signore, è qui davanti a me, ma una voce dice non badare al sospetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Sì, altri figli, tutti sono passati. Alleluia, ancora oggi Signore guarda il cuore. Amen. Guarda il cuore. Sapete, tanti, anche nelle nostre chiese, guardano all'aspetto, all'apparenza. E non sempre è così. Non sempre l'apparenza corrisponde poi alla realtà delle cose. Avere una chiesa numerosa non vuol dire che in quella chiesa c'è una presenza del Signore. Il pastore c'ha un ministero. Io credo una cosa, che si apre di più la porta è più facile entrare. E purtroppo il mondo è entrato nella chiesa. Io ho visto persone che frequentano la chiesa da 15 giorni, neanche un mese, e subito chiedono il battesimo in acqua. Il pastore, a me, gloria a Dio. Poi siccome a lunga percorrenza si vede il cavallo, no? Dopo un anno inizia a venire meno, è meglio aspettare, o no? Amen. Che ne dici? Sì, amen. Poi se hai un cuore da parte del Signore, sapete, il Signore può battezzarti pure nello Spirito Santo. Amen? Amen. Battesimo in acqua può anche aspettare, non salva. Amen. Ma se il Signore ti ha già battezzato nello Spirito Santo, gloria a Dio, fai già parte del popolo del Signore. Amen. C'è un piano per la tua vita, da Amen. parte di Dio. Amen. Pastore, non dobbiamo vedere i numeri, non dobbiamo neanche scoraggiarci dei posti vuoti, altrimenti io sarei già scoraggiato da una vita. Amen. Gloria a Dio. Una volta il Signore mi rispose, ero al piede predicatore ed ero solo, c'era mia moglie in macchina, con una figlia, e dissi, entro in chiesa e prego, e poi ce ne andiamo. Dissi, Signore, ma tu
questo tempo, questi sforzi. Sai quanta strada? Ma perché, Signore? Perché? E Signore mi fece capire, mi rispose in questo modo. Fra tanti, sei tu solo quello che sei, non voglio dire capace, che sopporti questa difficoltà. Perché altrimenti questo locale di culto non ci sarebbe. E io voglio che questo locale di culto ci sia. Ho detto, è vero, se tu me lo dici ho questo carattere, no? E se tu mi dici una cosa la faccio. E dopo la domenica successiva entrò la famiglia. E da quel momento è sempre vivo la famiglia, poi era la sorella, poi... grazie a Dio oggi c'è qualcuno. Gloria a Dio, ma com'è fedele il Signore, come non si lascia condizionare dalle cose che appaiono. Mi ricordo che quando mi sono convertito, il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo e la prima cosa che ho sentito è dire al Signore in preghiera: cosa posso fare io per te, Signore? Perché mi sono reso conto di quello che tu hai fatto per me. Io mi sento in debito con te, Signore. Come posso ripagare il grande tuo amore per la mia vita? Non ho mai avuto capacità di mettermi in mostra. Anzi, più indietro stavo e più felice stavo, mi sentivo coperto. In vista non ci sono mai, non sono mai riuscito a farmi amico qualcuno per portarmi neanche al lavoro, non riesco. Però so che quando il Signore ti chiama, può essere anche all'ultimo, ma il Signore ti chiama. Non sto parlando solo del servizio così di fare il pastore. Dio li chiama a servirlo. Come? Dipende da Lui. Amen? Il Signore vede il cuore. Ancora oggi il Signore vede il cuore. E vuole un cuore disposto a fare tutto quello che Lui dice. Amen. Anche se non capisci. Tante volte io non capisco quello che il Signore vuole, ma lo faccio. So che devo fare. Cerco di non fermarmi e dire ma come, perché, ma e allora se, perché altrimenti non mi muoverò mai. Io vado, lo faccio, sarà quello che sarà, ma intanto in cuor mio so di aver fatto quello che il Signore mi ha detto di fare. Amen. Gloria al Signore. Signore sceglie. Ma i figli li sai, sono tutti qua. No, c'è ancora l'ultimo. Dove? È a pascolare il gregge. Mandalo a chiamare. Se il Signore mi ha detto che un figlio tuo sarà re, un figlio tuo sarà re. Manca solo lui. E allora lui. Mandalo a chiamare. Amen. Uno che pascolava il gregge diventa re di Israele. Samuele lo unge e da quel momento lo Spirito del Signore investì Davide. Amen. Amen. Alleluia. Il Signore prepara coloro i quali Lui chiama. Un pastore, abituandolo a pascolare il gregge, si trova a pascolare non delle pecore ma degli uomini e capisce come una pecora deve essere curata, come il popolo di Dio deve essere curato. Difende le pecore, sono preziose per lui. Le ha difese da un orso,
Amen. Le ha difese da un leone. Non si tira indietro, è lì perché deve difendere le pecore. Gloria al Signore. Quello che non aveva mai fatto Saulo. Saulo mandava sempre gli altri in guerra. Andate, poi la vittoria era lui che si presentava davanti al popolo. Abbiamo vinto! Mi ricorda uno in Italia, dice andate, armiamoci, partite, no? Così faceva Saulo. Davide invece prima era davanti alla spada, prima di tutti a combattere. E già da fanciullo dimostrò un grande coraggio nell'affrontare quel gigante, lo ricordate? Golia. Tutti paura. Ma chi è? Ma chi è questo che offende il popolo di Dio? Ma come si permette? E Saulo, che ci vuole andare tu, va a morire, c'è la mia corazza, lui non ci stava neanche con la corazza, pesava più la corazza che lui. Senti, adesso lasciami sta corazza, io una fiomba so usare. Non è? Uno che ha un cuore secondo quello di Dio. Non va con i mezzi altrui, va con i mezzi che Dio gli ha dato. Amen. Non aveva la spada, non sapeva neanche usare la spada, aveva una fiamma ed era bravo con la fiamma. Un colpo preciso. Amen. Alleluia. Non era ancora il re di Israele per tutto il popolo, ma per Dio era il suo re. Alleluia. Ha dovuto aspettare tanto tempo, tanti anni. È arrivato il momento poi che tutto il popolo ha riconosciuto che c'era una differenza tra Saulo e Davide. Dice Saulo ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Nel confronto fra i due, Davide era quello sempre che emergeva, perché aveva un cuore secondo quello di Dio. Era l'ultimo dei figli, dei fratelli. Prima degli ultimi perché saranno i primi. Amen. È vero? Amen. È un uomo particolare perché non era perfetto. Davide non è mai stato perfetto. Ha commesso degli errori. Però aveva sempre un cuore secondo quello di Dio. Perché quando sbagliava riconosceva i propri errori e stava ai piedi del Signore. Ed era pronto a ricevere tutto quello che il Signore gli diceva di fare, era pronto a subire. Amen. Un cuore secondo quello di Dio. È un uomo con il quale Dio ha potuto fare un patto. Patto davitico. Sapete qual è questo patto? Non mancherà mai nessuno che sieda sul trono di Israele della tua casa. In Primo Cronache, capitolo 17, versetto 11 a 14, è questo patto che Dio stabilisce con Davide. Ci sarà sempre qualcuno della tua casa che regnerà su Israele. Poi Davide prega il Signore, dice: ma chi sono io, Signore, perché tu faccia con me questo patto? Chi sono io, Signore? Eppure faccia la tua volontà, quello che tu hai promesso, Signore. Amen, Dio è fedele. Ancora oggi c'è qualcuno che regna e regna in eterno. Sapete chi è? Gesù. È Gesù. Amen. Sapete come chiamavano Gesù? Figlio dell'uomo, alcuni lo chiamavano figlio di Davide. Perché? Perché discendeva proprio dal re Davide. Figlio di Davide. Guarisci mio figlio. Gesù, figlio di Davide. Ridammi la vista.
quando lo chiamavano riconoscevano chi era Gesù. Gesù è figlio di Davide, è il Messia. Amen. Alleluia. Ancora oggi, Signore, guarda il cuore. Amen. Quando siamo in chiesa, c'è il culto. Io guardo voi esternamente, cerco di non lasciarmi condizionare, ma Gesù guarda il cuore. Guarda la motivazione che ti ha spinto a entrare in chiesa. E guarda quando canti un canto, guarda il cuore, cosa c'è dentro il tuo cuore. C'è formalità, formalismo, o c'è il desiderio vivo di lodarlo? E guarda anche questo. Guarda cosa ti spinge ad innalzare una preghiera, o cosa ti blocca. Guarda il tuo cuore. Gloria al Signore. C'è un esempio nel Nuovo Testamento meraviglioso. Gesù che guarda un uomo. Giovanni capitolo 1, versetto 40 a 51. Vogliamo leggere questi versi e poi concludiamo. Giovanni capitolo 1, versetto 40. Alleluia. I primi discepoli. Leggerò questi versi, ma vi invito a fare attenzione, soprattutto quando leggiamo i passi, i versi che riguardano Natanaele. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni, avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: ecco un vero israelita, in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Amen. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Notate quello che Gesù dice a Natanaele, e lo dice davanti a tutti, perché Gesù aveva visto Natanaele, aveva visto il suo cuore. Non c'era nessuno, era solo, era sotto un fico. Chissà cosa stava facendo Natanaele. Però Gesù ha visto il suo cuore, la sua attitudine in quel momento. Non so cosa stesse facendo. Cosa stava pregando. Aveva aperto il cuore a Dio, stava pregando in un modo così profondo, non lo so. So solo che quando Gesù lo vede, dichiara davanti a tutti: ecco il vero israelita. In lui non c'è frode. Amen. Natanaele, come? Da cosa mi conosci? Perché mi dici questo? Ma da che cosa? Natanaele, quando tu sei stato lì sotto il fico, io ti ho visto. Gesù ci vede. Amen. Ti vede quando sei da solo in casa, ti vede. Vede quando sei in preghiera, vede nel tuo cuore cosa c'è, lui lo vede e si comporterà di conseguenza. Alleluia. Amen. Cosa voglio dire che si comporterà di conseguenza? Dio onora
Dio non si lascerà mai condizionare dagli uomini. Se Dio ti ha chiamato e ti ha scelto a servirlo, tu sarai un suo servitore. E io l'ho potuto sperimentare, sapete quando me la mette di me? Se ci penso a volte, addirittura un pastore mi disse: ma tu sei qui perché altri ti hanno presentato, altrimenti non saresti neanche. Io pensavo che fosse il Signore a avermi chiamato, non tu. È il Signore che chiama. Amen. Si usa degli uomini, ma è Lui che chiama. Amen. Perché Dio guarda il cuore. Vorrei dirti questo: non lasciarti condizionare dalle cose esterne. Non lasciarti condizionare mai da quello che gli altri possono pensare di te. Quello che ti deve importare veramente è quello che Dio pensa di te. Cosa pensi di me, Signore? In realtà, Signore, fammi comprendere cosa sono per te. Cosa c'è dentro di me? Non vivere nella falsità, nel formalismo, nel attrarre gli altri con le tue apparenze, non apparire quello che non sei. Prima di tutto, cerca di piacere al Signore. È Dio che sceglie, è Dio che rigetta, è Dio che chiama. Amen? Amen. Perché Dio guarda nel cuore. Qualcuno potrebbe dire: ma allora quando ha chiamato Saulo ha sbagliato il Signore? Dio non sbaglia mai. In quel momento tra tutti gli israeliti era quello che poteva in qualche modo guidare il suo popolo, ma certamente nella sua onniscienza Dio sapeva che non era quello l'uomo secondo il suo cuore. Ed effettivamente per un periodo è stato un re buono, ha guidato Israele verso la vittoria contro i Filistei, ma poi si è dovuto arrendere, fermare, perché non confidava più nel Signore. I Filistei prendevano il sopravvento. Ci vuole un ragazzino di nome Davide, ma scelto da Dio, ma scelto da Dio, unto da Dio, riempito di Spirito Santo, a guidare l'esercito del popolo di Dio. Amen? Portare vittoria su vittoria. E da quel momento nasceva nel cuore di Saulo una gelosia contro Davide, tanto che poi voleva anche ucciderlo. Ma chi è da Dio è protetto da Dio. Amen? Alleluia. Non guardiamo alle apparenze, fidiamoci del Signore. Serviamo il Signore per piacere a Lui, non per piacere agli uomini. Noi non vogliamo il consenso degli uomini. Noi vogliamo un giorno sentirci dire: entra benedetto, figlio mio benedetto. Mi sei stato fedele in poche cose? Ecco, per te la gloria del Padre mio che dice: entra benedetto dal Padre mio. Amen? Amen. Gloria a Dio. È una società nella quale viviamo che guarda tanto alle apparenze. I giovani sono molto condizionati dalle apparenze, da quello che gli altri pensano. Belli, giovani belli veramente a vederli. Perché qualche amichetto gli dice: sei brutto, si sentono brutti. Che triste. Solo perché qualcuno ti dice per gelosia: tu sei brutta, tu diventi brutta. E Dio ci aiuti. A me veramente non pensate, non lasciatevi condizionare quello che gli altri pensano di voi. Dio cosa pensa di te? Cosa pensi di me, Signore? Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia, gloria a te, Gesù. Benedetto il tuo santo nome, Signore. Grazie Gesù per la tua parola. Ora Yamakarite, Gesù. Aiutaci, Gloria. Signore, ad avere un cuore secondo il tuo.
Dammi un cuore secondo il tuo, Signore. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Signore. Fedele tu sei, Signore. Alleluia. Dice un cantico: guarda il mio cuore. Guarda il mio cuore. Alleluia. Vedi se c'è in me qualcosa che a te non piace, Signore. Guarda il mio cuore. Tu guardi al cuore, non guardi all'apparenza. L'uomo guarda all'apparenza. L'uomo ci sceglie perché abbiamo una buona cultura. E molti pastori pensano: oh, quel ragazzo avrà veramente molta dialettica, può predicare. Ma se non è stato scelto per Dio, a cosa serve? Oh Signore, guida i tuoi servi. Alleluia, alleluia, porta avanti i tuoi figli, Signore.